abbiamo qui Pietro Lazzarotto, autore di uno dei 2 gol del Sandrigo. Che partita è stata, Pietro, secondo te? Ma per noi è stata una partita un po' particolare perché il primo tempo non abbiamo interpretato bene quello che ha detto il mister, secondo me. Secondo tempo un po' meglio, ma abbiamo concretizzato poco e alla fine se non fai gol è così, e poi li prendi, poi la partita finisce sempre in bilico e purtroppo ci è mancato un po' questo, secondo me. Le occasioni le abbiamo avute e non siamo riusciti a chiudere la partita quando era il momento e poi alla fine abbiamo pagato. Sì, infatti anche noi da Telecronaca abbiamo avuto l'impressione che nel primo tempo avete un po' subito un Valdagno che aveva più possesso palla, ha avuto più occasioni. Nel secondo tempo si è ribaltata la situazione, vi siete portati sul 2-1, però alla fine abbiamo visto anche un buon Valdagno. Sì, certo, loro alla fine nel primo tempo soprattutto sono stati sempre lì. Noi facevamo possessi troppo corti perché avevamo forse troppo foga, poi a metà partita negli spogliatoi l'abbiamo un po' messa a posto questa cosa, infatti poi i possessi nostri si sono allungati e si è un po' invertita la situazione, però merito Valdagno che ha fatto una buona partita, sono sempre stati lì, ci hanno sempre creduto e alla fine hanno portato a casa un pareggio.